Di fronte agli aspetti modernissimi conserva nell'interno tradizioni secolari. Nel cosiddetto Capo di Sassari, stesa su colli bassi in vista del mare, circondata di orti, vigne e uliveti, essa ha 1000 anni di vita civile. Ma dei suoi costumi antichi ben poco è rimasto: lo spirito, il dialetto e le tradizioni religiose. Le strade della memoria ci porta oggi a visitare Cargeghe. Perché Cargeghe? Perché Cargeghe fa parte, insieme a tanti altri paesi della Sardegna, di un progetto che è stato finanziato dall'Unione Europea e che ha come obiettivo la creazione di una rete per rivalutare, diciamo così, tutto ciò che appartiene al periodo romanico, in particolare quindi le chiese e le strade del territorio. Qui a Cargeghe ci troviamo proprio in una delle strade più antiche, più belle, anche più affascinanti sotto l'aspetto ambientale della provincia di Sassari, una piccola stradina, un tratto di strada medievale che collegava i paesi vicini a Cargeghe. Francesco, tanto ti do il benvenuto. Siamo, come dicevamo, appunto in questa bellissima strada medievale, ma che ha addirittura origini ancora più antiche. Di fatto sì, perché avevamo in pratica un percorso principale, che era il percorso, diciamo, la strada che collegava la colonia romana di Turris Libisonis con Carales, che transitando attraverso quello che era l'altopiano di Sassari discendeva per la scala di Gioca, la scala Coclea, superava il fiume appunto che era situato alla base di Scala di Gioca e quindi di fatto proseguiva nella grande vallata di Campomela. Questa grande vallata, questo scenario, questo anfiteatro naturalistico stupendo, che appunto è stato un territorio fertilissimo, ricco di acque, che fu frequentato fin dall'epoca, diciamo, insomma, preistorica, protostorica e sicuramente in epoca romana, e anche per il fatto che appunto proprio in prossimità di questa grande appunto, insomma, vallata vi erano delle sorgenti anche di acque minerali che ancora oggi vengono Importantissimo, utilizzate, certo. certamente. Senti, un tratto di strada che potremmo anche definire baricentrico rispetto al territorio, perché pochi chilometri da Muros, da Ossi, questa strada collegava appunto Ossi, ma 7, 8, 10 chilometri dalla città di Sassari, quindi insomma al centro di un tessuto abitativo molto intenso. Chiaramente con l'epoca romana c'era una frequentazione territoriale che comunque prevedeva lo sfruttamento di tutte quante quelle risorse naturalistiche e per far ciò appunto era necessario avere dei percorsi e questi percorsi chiaramente furono potenziati e rivitalizzati anche dopo la caduta dell'impero romano e quindi nell'Alto Medioevo quando appunto questo territorio venne frequentato intensamente nacque proprio l'esigenza di collegare questi, diciamo, centri con dei diverticula, con dei tratti laterali, quasi delle strade secondarie tra virgolette, che però erano importantissime per assicurare questa intercomunicabilità tra i vari centri. Ecco che anche appunto in questo caso siamo proprio nella presenza di uno di questi tratti che doveva collegare già, penso appunto già fin dall'epoca fino alla fine dell'Alto Medioevo, una zona appunto ricchissima di acque, che era appunto la zona dove ci sorgono Muros, Cargeghe, Florina, eccetera, con l'altopiano calcareo che noi appunto diciamo, vediamo proprio alle nostre spalle. Quindi questo percorso doveva risalire questo pendio molto lieve, scalare quasi questa quota e quindi raggiungere l'altopiano su cui oggi poi noi vediamo i centri, per esempio, di Ossi. Infatti in questo caso appunto questa strada aveva questo scopo, cioè collegare il centro abitativo di epoca appunto medievale di Carieché, oggi insomma Cargeghe, con Ossi. Addirittura mi dicono che già nei primi anni, ancora nei primi anni del Novecento, veniva utilizzata appunto per raggiungere Ossi questa strada. Sicuramente, perché in pratica questi percorsi territoriali, che sono stati sempre diciamo, frequentati per esigenze proprio di utilizzo degli spazi territoriali intorno a questi centri, erano state pensate, studiate per una economia agricola, pastorale, che comunque era millenaria. E quindi un percorso continuava a essere utilizzato anche per secoli,
divenendo il percorso principale. Addirittura questa è la strada più breve per arrivare a Ossi. Quindi una struttura, una rete viaria interna, ma importante anche dal punto di vista economico. Quindi. Certamente, perché questo assicurava l'interscambiabilità dei vari prodotti e sicuramente anche la frequentazione di luoghi importanti. Con noi adesso qua siamo in prossimità di un percorso che in questo caso alle nostre spalle giungeva da Ossi in epoca medievale, quindi doveva discendere questo pendio molto lieve e quindi quasi incunearsi verso la vallata sottostante, dove oggi c'è un edificio interessantissimo che è la chiesa di Santa Maria di Contra, che vedremo appunto dopo, che è un centro importante nell'epoca appunto medievale perché è appunto inserito in questo contesto ambientale e quindi in questo contesto geografico. Contesto che chiaramente non era vuoto, era comprendente di svariati centri che erano diciamo dislocati proprio lungo queste strade. Chiaramente questa non è l'unica strada in questa area, appunto ne abbiamo altre tracce di questi percorsi che appunto testimoniano appunto questa presenza di centri come per esempio Muschiano. Muschiano era un centro in epoca medievale proprio situato nella parte sottostante, nella vallata ai territori confinanti oggi tra il comune di Cargega e il territorio di Codrongianus. Tutti i territori, peraltro, che conservano gran parte dei loro documenti e dei loro monumenti storici. Ricordiamo Codrongianus, come ad esempio Saccargia, tanti altri, ma dico, Cargega rappresenta un po' l'elemento unificante, proprio grazie a questa possibilità di collegamento con i diversi paesi. In questo contesto geografico sì, anche perché è una realtà abitativa insieme a Muros che si è conservata nel tempo e ha appunto permesso di conservare anche la funzionalità sia di questa strada che degli edifici che sono stati appunto vissuti con significati, se vogliamo, storicamente successivi, però sicuramente che ne hanno permesso la conservazione. E chiaramente poi questi percorsi erano veramente molto importanti, soprattutto anche nei vari secoli, perché assicuravano, come ho detto prima, l'interscambiabilità dei prodotti e la comunicazione tra i vari centri, ma anche la possibilità di frequentare i santuari che erano dislocati in questi contesti, quindi le sorgenti e quindi gli edifici ecclesiastici che erano comunque importanti sotto l'aspetto religioso, no, di queste comunità. Francesco, naturalmente per conoscere il territorio è importante anche studiare l'origine dei nomi, dei toponimi, delle zone, dei paesi che noi stiamo visitando e nel quale appunto ci troviamo adesso come Cargeghe. Però esiste anche dal punto di vista storiografico delle importanti fonti documentali che ci consentono di fare anche questo. Certo, l'analisi principale avviene dalla lettura delle documentazioni come per esempio il Condaghi di San Pietro di Silchi, quindi in pratica un complesso monastico che aveva un suo registro notarile nel quale venivano annotate i vari lasciti e che quindi appunto questi lasciti comprendevano anche lasciti che erano dislocati a alcuni chilometri di distanza dalla zona in cui siamo noi oggi. Chiaramente però attraverso questi flash quasi noi riusciamo a capire la composizione sociale di questi centri e soprattutto la collocazione anche all'interno di contesti geografici, che erano dei contesti, come si è visto, di zone chiaramente nella parte bassa della pianura, zone appunto pianeggianti. Poi abbiamo l'altopiano su appunto Colouru, che era una colata basaltica frequentata chiaramente presumo a livello pastorale, e quindi soprattutto poi le zone di costa, di costa o di pendio, i famosi saltus, che erano praticamente i salti nei quali chiaramente l'aspetto pascolativo doveva essere preminente, le zone appunto boschive con diciamo sorgenti, risorse ambientali importanti nella vita di queste diciamo comunità. Ecco che quindi per esempio Monte Surtalis altri insomma toponimi compaiono anche in questi lasciti diciamo testamentari raccontandoci un pochino della toponomastica che ancora oggi si è conservata in queste aree qua. Questo è un fatto importantissimo perché grazie a questa lettura ci si può quasi tuffare, ricostruendo zone che oggi chiaramente ci appaiono non tanto differenti da quello che era il contesto Io medievale. già pensavo, mentre dicevi queste cose, Francesco, ai carri che come noi adesso percorriamo certo. a piedi questo tratto di strada, i carri che invece, magari carichi anche di merci, attraversavano questo tratto. Carri un pochino difficile, chiaramente è molto più facile pensare appunto ad animali da traino che peraltro sono stati comunque utilizzati per secoli. Sicuramente appunto il mezzo di trasporto principale su percorsi secondari molto articolati come questi.
Quando Forse si era trattava l'asino quello più adatto, certo, beh. quando si trattava chiaramente di percorsi frequentati da carri, veniva specificato. Di fatto, per esempio, pensiamo a Sassari, il toponimo Pala di Carro, che era lungo la via Turresa. Chiaramente questi erano i percorsi principali in cui era possibile percorrere una viabilità più comoda, tra virgolette, no? Tratti come questo che vediamo qui a Cargega, è possibile ritrovarli anche nelle vicinanze degli altri centri che abbiamo accennato prima? Sì, allora abbiamo un percorso per esempio molto interessante, che è quello che da Muschiano, proprio qua giù nella vallata, risaliva su Coloru e si portava verso il villaggio di Bedas, che era dislocato presso le fonti di San Martino di Beda, appunto, che era la chiesa parrocchiale. Questo è sempre diciamo un tipo di percorso secondario che permetteva, similare a questo, che appunto permetteva il collegamento tra questi due appunto centri. E poi abbiamo sicuramente tantissimi percorsi che addirittura hanno travalicato il tempo e sono giunti fino a noi. Pensiamo per esempio alle vie di pellegrinaggio che dai paesi circostanti alla città di Sassari ancora fino a poco tempo fa venivano percorsi per andare ai santuari mariani, oppure per esempio al santuario di San Pietro di Silchi. Vie che noi oggi consideriamo secondarie, o vie che oggi sono state asfaltate ma che hanno una genesi antichissima, quindi rete di percorsi territoriali ancora oggi esistenti, intatti nella loro forma. Come in questo caso, appunto, questa strada ci ricollega poi alle tante piccole chiese di periodo romanico che rappresentavano un po' il punto di sosta anche dei pellegrini, del passaggio degli abitanti di queste zone. Erano dei punti fondamentali, perché le chiese molto spesso erano luoghi di appoggio su dei percorsi che chiaramente implicavano ore di transito, quindi ore di percorrenza, quindi ore di fatica, per cui la sosta era quasi necessaria in prossimità anche delle fonti. Soprattutto, per esempio, è bene pensare anche alla dimensione del tempo che vi era da percorrere da un tratto all'altro, e quindi anche della stanchezza fisica e della necessità appunto di fare queste soste, specie per chi appunto cavalcava o chi aveva dei carri, chi si movimentava e che chiaramente doveva utilizzare metà della giornata per spostarsi da una località all'altra. Anche pochi chilometri, ma che Impegnativa, comunque no? richiedevano Quindi, tantissimo tempo. quindi le chiese erano dei punti fondamentali anche lungo le vie di pellegrinaggio, per cui lungo di queste sorsero per esempio molti ospedali, molti luoghi di accoglienza dei pellegrini che dovevano essere, tra virgolette, curati, comunque assistiti non solamente spiritualmente ma anche materialmente con dei viveri durante queste lunghissime appunto percorrenze lungo quelli che sono i percorsi dell'isola. Francesco, ci fermiamo qualche minuto per dare la linea alla regia.